Dai
Buonasera a tutti e grazie per essere qua stasera. Abbiamo voluto iniziare con Inno a Sani Basarda, un inno forte, una poesia che è simile, quasi è molto paragonabile al Procurare il Moverale per le parole forti che usa il poeta Tiuvedru Muresu. Lui chiede alle persone di parlare il sardo, di utilizzare il sardo sia nelle scuole che nei tribunali, gli avvocati che vadano a difendere in tribunale le persone. Mi ero preparato due righe perché dopo 2 anni finalmente stiamo riprendendo e vorrei leggerle un attimino. Dopo 2 anni di pandemia, dove il lockdown non ci ha permesso di cantare, ballare, stare uniti, dove purtroppo per colpa di questo virus qualcuno ci ha lasciati, finalmente ritorniamo a poter stare tra la gente, a poter incontrare le persone, a poter cantare, ballare, stare uniti, vicini. In 2 anni sono successe tante cose. Abbiamo visto il mondo cambiare, tante restrizioni, autocertificazioni, mascherine, guanti. Non abbiamo potuto festeggiare ricorrenze, compleanni, feste. La cultura si è fermata, i concerti, i balli sono diminuiti e anche le associazioni hanno rallentato e sofferto questo letargo che ci è stato imposto per la nostra salute e per il nostro bene. Solo poche cose sono durate veramente, nonostante questa sosta. Sicuramente le amicizie, la voglia di riprendere, di fare gruppo, di divertirci, ma soprattutto la voglia di vivere e goderci tutto ciò che il mondo ci offre. Per questo motivo oggi abbiamo voluto festeggiare questa ripresa, quasi come se fosse la prima volta, assieme a tutti voi, alle associazioni che interverranno e soprattutto sensibilizzare la popolazione al rispetto della natura e dell'ambiente. Oggi vi presenteremo il nostro calendario, dove abbiamo deciso di valorizzare e riscoprire tutto ciò che il nostro paese offre, mostrando sia i monumenti del nostro centro abitato che quelli al di fuori del nostro territorio comunale, come chiese, nuraghi e domus deianas, e soprattutto divulgare la nostra lingua sarda, con le poesie dei nostri poeti ossesi, come il Tiuvedru Muresu, Luisa Masala, Peppino Donaera, i quali abbiamo l'onore di poter cantare i loro versi. Per noi è come la prima volta che ci siamo esibiti qua nel 1995. Allora io non c'ero, però sicuramente c'era qualche anziano del coro e stasera assieme a noi ci saranno anche i nostri padrini che sono venuti qua a battezzarci, il coro di Usi interverranno anche loro, e il gruppo folk Città di Ussi che per la prima volta siete una sorta di padrini anche per noi. Prima di continuare volevo invitare il sindaco, dottor Pasquale Lubino, per 2 parole per saluto. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio il coro perché è un punto di riferimento certo e stabile del paese di Ossi. Per quanto riguarda l'associazionismo, per quanto riguarda la cultura e in particolar modo per quanto riguarda la cultura sarda. Questo calendario del 2023 ci auguriamo che possa arrivare in tutte le case e che sia, come sarà di sicuro, ben accettato dalla cittadinanza. Prossimo anno sono 35 anni, quindi magari se ci organizziamo un attimino possiamo anche, come dire, fare qualcosa in più per festeggiare degnamente questa ricorrenza. Non è facile oggi fare associazionismo, è molto difficile perché viviamo in un'epoca in cui le nuove generazioni sono molto più individualiste, nel senso che io, ve lo posso dire, io di lavoro faccio l'insegnante, ho cominciato a insegnare 20 anni fa, nel 2002, e quindi il lavoro di insegnante ha questa particolarità che tu ogni anno sei più vecchio di un anno, però gli studenti hanno sempre 16 anni. Quindi 20 anni fa io avevo 28 anni e i miei studenti 16, adesso io ne ho 48 e i miei studenti sempre 16. E quindi questo ti fa vedere proprio come cambiano, cioè ti fa vedere che cosa succede. E purtroppo per le generazioni precedenti far parte di un'associazione, far parte di un gruppo folk, era un qualche cosa di
molto importante. E io mi ricordo quando ero studente al liceo, la cosa più bella era avere il gruppo metallaro per suonare la musica. Oggi chiede questo, sì, ma voi, io suono la chitarra, ma il gruppo non lo fai. E sono tutti, io quasi quasi mi viene a dire, ma che senso ha che tu suoni da solo senza fare il gruppo? E purtroppo questo rende più difficile tutto, per il coro, per la Proloco, per le associazioni, cioè è molto più difficile, c'è molto più lavoro da fare. E questa è una cosa che dobbiamo fare assieme. L'amministrazione comunale per la sua parte, ma soprattutto voi associazioni e in particolare il coro per la vostra parte, perché dobbiamo lavorare su questo perché è utile per il futuro del nostro paese. Tanti auguri e buon proseguimento. Grazie signor Sindaco. Due parole anche all'assessore alla cultura, Maria Laura Serra. Sì, no, io rubo pochissimo tempo perché davvero il sindaco che mi ha preceduto credo abbia già detto tutto. Io aggiungo veramente un grazie a tutti voi che continuate con pazienza, amore e passione a portare avanti le nostre tradizioni e a dare lustro al nostro paese. Io, come sapete, tengo tantissimo a tutte le associazioni e credo che il coro e tutte le associazioni folcloristiche del nostro paese siano un po' il nostro cuore pulsante, quello che è il passato, il presente e che dovrebbe essere il futuro del nostro paese. Quindi insomma questa è una bellissima occasione, quindi vi ringrazio tutti voi per aver pensato ad una ripresa attraverso la presentazione appunto di un calendario ed auguro a tutti una buonissima serata e buon ascolto. Continuiamo a cantare. Il prossimo brano che faremo prima di lasciare la parola all'archeologo Antonello Sanna è un brano che è nato nel 2002. Questo brano è nato come una ninna nanna all'inizio. Poi è successa una cosa tragica, è venuto a mancare un ragazzo. Il nostro angelo custode Emanuele Bitti e abbiamo deciso tutti assieme di dedicargli questo brano. Il prossimo brano è Fizzichetto.
Ringraziamo il coro Boves Noas, ci rivedremo più tardi. È il momento vero e proprio della presentazione del calendario questa. Noi abbiamo effettuato un lavoro assieme all'archeologa Pina De Dudas che ci ha consigliato di valorizzare determinati territori. Noi abbiamo chiesto quali potevano essere e lei ci ha detto, ce li ha consigliati e noi di canto nostro abbiamo deciso di proporveli e stasera ve li illustrerà per noi il dottor Antonello Sanna. Buonasera a tutti, tanto grazie agli amici dei Boves che mi hanno invitato insomma, a parlare di ciò che rappresentano questi 14 scatti fotografici. Allora, in un'epoca in cui siamo sempre più invitati a riscoprire il turismo di prossimità, cioè i siti vicini a casa nostra, il progetto di questo calendario pone ancora di più l'accento sulla valorizzazione del patrimonio presente nel nostro comune. Ammetto che quando mi è stato chiesto di venire a parlare di 14 siti ho chiesto un paio di orette. Le avete, sì? Non avete altro da fare, no? Però abbiamo contrattato Filippo e mi ha concesso 10-15 minuti. So che già sforerò, per cui vi chiedo scusa. Allora, intanto la letteratura ci ha trasmesso un modo di definire il nostro paese, il nostro territorio, che è quello di museo all'aperto. Ora, già qua bisognerebbe fare proprio una vera lezione su che cosa si intende per museo all'aperto. In genere si ha questa definizione quando siamo davanti a un complesso monumentale, più siti uno vicino all'altro, ma il nostro territorio è differente, il nostro territorio ha differenti siti, tanti siti, sparsi su tutto il territorio comunale e quindi è stato definito da tanti archeologi, da tanti storici, museo all'aperto, appunto perché ha una ricchezza in testimonianze storiche e archeologiche che va a coprire tutto il territorio. I siti scelti proposti, diciamo così, nel calendario, questi 14 scatti, sono tendenzialmente siti presenti nell'abitato del comune e nella parte sud-est del territorio comunale, quindi nell'agro tendente verso Sant'Antonio e così via. Iniziamo con il primo trip di monumenti. Qui abbiamo Sapuntana Noa, Sabadoso, che danno il benvenuto a tutte le persone che arrivano dalla strada verso Sassari quindi andiamo alla Fontana Nuova, a Sabadoso. Queste sono delle fonti urbane con funzioni di approvvigionamento idrico. Le abbiamo su tutti i comuni della Sardegna tendenzialmente, in modo particolare nella parte nord della Sardegna. Li abbiamo a partire dagli inizi del Novecento. Quello che colpisce è che è vero che sono presenti in ogni comune, più o meno in ogni comune ovviamente, ma la particolarità sono la caratteristica delle materie prime utilizzate. Ovviamente noi viviamo, ed è un materiale che ci accompagnerà per tutti i monumenti che tratteremo in questi 10 minuti, abbiamo il calcare, questa pietra tufacea che comunque viene utilizzata perché è facile da trasportare, facile da lavorare e facile ovviamente anche da reperire. E quindi a partire dal Novecento abbiamo in tutti i paesi, compreso ovviamente Rossi, questi monumenti qua, dedicati appunto all'approvvigionamento delle acque. L'altro monumento che abbiamo in questo primo trittico, diciamo così, è il Palazzo Baronale. Anche qua non sfugge ovviamente l'utilizzo della pietra calcarea e il tufaceo. Il Palazzo Baronale invece lo abbiamo già a partire dalla prima metà del 1600. Ossi ovviamente era baronia,
lì stava insomma il barone, la famiglia insomma che si occupava della gestione dei territori del comune di Ossi. Abbiamo la fortuna, soprattutto in questi ultimi anni, di ospitare all'interno della struttura il museo etnografico. Non me ne vorrà il sindaco, ma io amo definirlo etnoarcheologico, perché custodisce al suo interno per la maggior parte sì il patrimonio etnografico del paese, ma abbiamo anche un piano e la parte esterna dedicata comunque a quello che è il settore archeologico, con dei pannelli che all'epoca venivano definiti proprio pionieristici. E questo è uno dei casi in cui contenuto e contenitore si tutelano a vicenda. Quindi il fatto che all'interno di una struttura di questo tipo sia presente un museo e che sia appunto ospitato in un palazzo baronale importante per il nostro comune, per il nostro territorio, fa sì che entrambe le realtà si valorizzino a vicenda e si tutelino a vicenda. Possiamo andare avanti con... Adesso siamo andati dai monumenti più recenti, facciamo un salto verso il Medioevo. I più svegli di voi diranno: Medioevo, cosa ci fa la chiesa di San Bartolomeo nel Medioevo? Sappiamo benissimo che la chiesa di San Bartolomeo è il risultato di un processo costruttivo, perché con l'andare del tempo è sempre stata soggetta di vari lavori che hanno fatto sì che purtroppo non ha uno stile vero e proprio, quindi non possiamo definire la chiesa di San Bartolomeo romanica, non la possiamo definire gotica, non la possiamo definire tardo rinascimentale, ma è un po' un insieme di questi stili. Le altre chiese che invece noi vediamo, ovviamente vi faccio sempre notare la materia utilizzata che è il calcare rifaceo, ovviamente anche per la praticità dell'estrazione e del reperimento. Gli altri elementi che noi vediamo sono appunto la chiesa di Nostra Signora di Sivaro, Santa Vittoria, Santa Croce e Sant'Antonio a Piano. La particolarità di queste chiese è che tendenzialmente hanno tutte delle radici comuni. La chiesa di San Bartolomeo, quella che noi vediamo la più grande perché è la parrocchiale, quindi sta al centro del paese ed è anche la più utilizzata dalla comunità, abbiamo sue notizie fin dal 1341. Non tanto della chiesa, ma della chiesa di San Bartolomeo, no? Ma della chiesa di Ossi. Quindi è difficile pensare che in documenti del 1341 si parlasse di questa chiesa che noi vediamo oggi, ma se noi dovessimo fare un paragone con le altre chiese del circondario, tipo Sant'Antonio e Nostra Signora di Sivaro, vediamo come le caratteristiche che rispecchiano appunto il XII secolo sono abbastanza comuni. E quindi ciò ci fa pensare che la chiesa di San Bartolomeo avesse in realtà un impianto romanico, esattamente come quella di Sivaro e come quella di Sant'Antonio. Poi, trattandosi della chiesa principale, trattandosi anche di un arco temporale abbastanza ampio, quello in cui viene utilizzata, e quindi vedendo anche l'incremento demografico nel corso dei secoli, ha fatto sì che questa venisse sempre ampliata, sempre modificata, fino ad ottenere il risultato, quello che noi oggi vediamo. Quindi passiamo da quello che è un ipotetico impianto romanico fino al XVI secolo con dei tratti quasi gotici catalani che rivediamo appunto nella facciata, questa spinta verso l'alto, per poi avere dei tratti tardo-rinascimentali che vediamo all'interno, quindi la copertura a botte ripresa anche nelle cappelle. Mentre invece abbiamo anche la chiesa di Santa Croce, anche questa con l'andare del tempo sempre modificata, tenendo ovviamente sempre saldi quelli che erano i caratteri originali, modificata grazie comunque alla cura di una confraternita che se ne è sempre presa cura insomma nei secoli, diciamo così, negli anni. E questo ha fatto sì che venisse comunque curata nell'aspetto fisico, quindi in quelli che erano i lavori da fare, ma allo stesso tempo che questa cura non fosse molto fedele ai tratti originali della chiesa. E abbiamo delle modifiche che però hanno fatto sì che arrivasse insomma a noi nelle condizioni che vediamo. La stessa cosa possiamo dire anche di Santa Vittoria. Santa Vittoria è una chiesa inglobata nell'abitato insomma da qualche decennio, ma era curata da diversi comitati e da alcune famiglie che abitavano lì vicino, quindi le modifiche che noi vediamo
salvo quella bellissima bomboniera all'interno della chiesa che è proprio la cappella centrale dietro l'altare, sono delle modifiche dovute comunque ai decenni successivi. Allora, e queste appunto le abbiamo con impianto appunto del XII secolo circa. Grazie. Allora, la terza diapositiva invece riguarda i nuraghi. Noi su tutto il territorio comunale abbiamo circa 20 nuraghi. Per fare le foto gli amici dell'Oresno hanno scelto i più rappresentativi, quelli più rappresentati, e abbiamo appunto il nuraghe di Saman del Sajua primo in alto e poi quello di Cocchialottene. Allora, tanto c'è da dire che di questi 20 nuraghi circa abbiamo 12 a struttura complessa, quindi a tolos complessa, e poi 8 invece a struttura semplice, a tolos semplice. Le differenze erano sostanziali perché venivano comunque utilizzati quelli in struttura complessa, tendenzialmente con un villaggio attorno. Quindi abbiamo un mastio centrale a cui poi vengono addossate delle altre torri e pian piano si va a ampliare la struttura del nuraghe stesso. Quindi probabilmente anche in questo caso, perdonatemi il parallelismo con la chiesa di San Bartolomeo, si ha un'estensione della struttura proprio perché abbiamo anche un incremento demografico e quindi era appunto vicino ai villaggi. Mentre invece in nuraghi a struttura semplice, dove abbiamo un'unica torre, tendenzialmente li ritroviamo nell'agro, non abbiamo dei villaggi coevi alla struttura, ma venivano utilizzati per il controllo del territorio. Molto spesso li ritroviamo poi anche in strade, in tratturi di epoca romana. Quindi i romani non si discostavano da quelle che erano le strutture già preesistenti. Anche in questo caso dobbiamo notare quelli che sono i materiali utilizzati. Pietra locale, facilmente trasportabile, facilmente reperibile, facilmente trattabile. Il nuraghe di Saman del Sajua è l'unico nuraghe con villaggio presente nel territorio, tra l'altro nell'abitato, che è stato oggetto di studi fino agli anni '80. Mentre invece il nuraghe di Cocchialottene lo possiamo vedere originale, diciamo così, fino ai 2 metri d'altezza. Poi invece nell'alzato sono strutture poi di rifacimento successivo, infatti si vede la differenza sia della dimensione delle pietre utilizzate che anche nella struttura stessa, che non è proprio regolare. Gli altri siti invece abbiamo le domus. Ossi è uno dei territori più ricchi di Domus dei Llanas, quindi non soltanto abbiamo un territorio vasto in cui sono presenti tantissimi siti, ma la maggior parte di questi sono nuraghi e sono delle Domus dei Llanas. È uno dei comuni più ricco di Domus dei Llanas, tant'è che quelle fotografate sono le Domus di Litos Longos, Sante Asile, Noedale e Nesonates. Pensate che tendenzialmente noi dividiamo le domus in 2 tipologie. Abbiamo le domus pluricellulari e monocellulari, questi termini difficili, ma che in realtà identificano monocellulari, abbiamo un'unica cella all'interno della struttura, pluricellulari invece abbiamo più celle all'interno della struttura. Vederle così sembra anche abbastanza facile realizzarle, abbiamo detto. Il calcare è una pietra facilmente reperibile, modellabile, però bisogna anche pensare che queste strutture venivano utilizzate scavando con pietre più dure. Quindi il fatto di realizzare dei monumenti, possiamo definirli oggi, così importanti, così vasti, addirittura abbiamo esempi con 20 celle, voleva dire che comunque vi era un dispendio di risorse economiche e anche un dispendio di risorse umane tale che era importante realizzarle per la comunità che ne usufruiva. E attraverso lo studio di queste domus siamo potuti risalire a come le capanne del periodo venivano realizzate. Ovviamente a noi capanne coevi di questo periodo sono arrivate soltanto i basamenti, non abbiamo gli alzati,
perché erano comunque composti da materiale biodegradabile, quindi non sappiamo quanto erano alte, come erano. Quello che noi possiamo ipotizzare sono elementi, è grazie agli elementi che noi ritroviamo all'interno delle domus. E infatti abbiamo, ad esempio, nella tombe, nel sito di Litos Longos abbiamo 4 ipogei. Uno di questi è stato scavato tramite appunto un affioramento di roccia calcarea ed è preceduto da un lungo dromos, un lungo corridoio. Gli amici di Usini faranno velocemente il parallelismo con Sele Gentoso, che è uno dei siti in cui sia la tomba 3 che la tomba 4 presentano uno dei dromos più lunghi del Nord Sardegna, azzarderei anche d'Europa, però è abbastanza importante come dromos, come corridoio che porta all'anticella e poi alla cella. Poi abbiamo Salde Asile. Salde Asile, pensate un po', consta di 11 domus scavate, anche queste in un costone roccioso, calcareo, e è proprio il sito che presenta la tomba maggiore con 21 ambienti. Ed è una delle tombe che viene accostata allo stile, viene chiamato palaziale del Sassarese, perché soltanto in queste zone qui abbiamo delle tombe che hanno così tanti ambienti, tanto da poter essere assimilate oggi ai palazzi che utilizziamo. Poi abbiamo Salde Asile. Qua abbiamo la tomba maggiore con 21 ambienti e decine e decine di decorazioni. Tendenzialmente le decorazioni che noi vediamo all'interno delle domus possono essere divise in 2 tipologie. La prima è quella religioso-simbolica, mentre l'altra è quella invece domestica, ovvero abbiamo delle simbologie che possono variare dalle protomi, le clessidre, le spirali che portano dietro sé una simbologia molto spesso di difficile interpretazione. Poi abbiamo invece una simbologia legata all'uso domestico e quindi abbiamo gli spioventi scavati all'interno della roccia con la parte salienti. Poi abbiamo, ad esempio, questa è la tomba 2 di Mesoemontes. Qua abbiamo il braciere scavato proprio nel piano di Calpestio. Non è scavato soltanto il braciere, ma tutto il piano poi è stato scavato e poi la parte risparmiata è stata utilizzata per realizzare il braciere. Qua penso abbiamo soltanto 3 esempi in tutto il Nord Sardegna di bracieri di questo tipo. E poi abbiamo insomma portelli, abbiamo finestre che vengono riportati, decorati nelle strutture delle mura, abbiamo i pilastri che vengono risparmiati, cioè non sarebbe necessario in una grotticella lasciare il pilastro all'interno o i pilastri all'interno, perché comunque di per sé dovrebbe reggersi essendo un monolite, quindi un'unica pietra, ma vengono risparmiati perché riprendono quelli che erano le capanne dell'epoca, quindi questo ci ha aiutato comunque a comprendere come queste erano realizzate e come si viveva in questo periodo. Poi abbiamo Noetale con 6 ipogei e da quel punto abbiamo la tomba della casa e delle spirali. E Mesoemontes invece è il più ricco, da quel punto abbiamo questo grande prospetto e la Domus 2 con il braciere, e il sito più ricco con ben 18 Domus deiana scavate tutte sul costone roccioso. Questo ha fatto sì che il comune di Ossi, insieme ad altri comuni, quindi attraverso una rete, possa aver presentato un progetto all'UNESCO per l'inserimento dei siti all'interno della lista Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Siti che devono avere carattere di unicità, rarità e di pregio. Quindi, sperando che il progetto vada avanti, insomma, bisogna essere orgogliosi di avere all'interno del proprio comune, e poi ovviamente farete con diversi comuni del Nord Sardegna, siti di questo tipo. Sto già sforando. Allora, questa è stata semplicemente un po' un excursus dei siti che sono stati utilizzati, sono stati oggetto dei 14 scatti realizzati per il calendario.
Noi li abbiamo visti stando comodi, qui abbiamo fatto un piccolo sintetico, stringato viaggio in quello che è il nostro patrimonio culturale. Dovendoci spostare fisicamente da un sito all'altro, percorreremo qualche chilometro, quindi faremo se no una decina di chilometri per vederli tutti quanti. Però se ci pensiamo, in realtà abbiamo percorso ben più di qualche chilometro, perché siamo partiti agli inizi del Novecento con Saltano, Salvadoso, siamo passati nel Medioevo, nel periodo nuragico e siamo nel periodo preistorico. Abbiamo siti nel territorio di Rossi che arrivano fino al 2500-2700 a.C., quindi facendo un rapido calcolo, più di 4500 anni fa circa. Quindi progetti di questo tipo servono anche per valorizzare un patrimonio che deve essere tutelato, esattamente come hanno fatto le persone che ci hanno preceduto. E progetti e pubblicazioni di questo tipo, come appunto il calendario, permette di valorizzare perché se ne parla, e il solo parlarne innesca un meccanismo di tutela, di valorizzazione, che mi spinge appunto a ringraziare gli amici dei Voces per aver fatto la scelta di porre come soggetto del nostro calendario, diciamo così, il patrimonio culturale della nostra comunità. Sono stato nei tempi. Allora, grazie mille Antonello, per te la prima consegna che la facciamo la faremo a te, perché ci ha fatto molto piacere che hai argomentato, hai spiegato i luoghi di interesse storico-culturale del nostro paese, i quali noi ci teniamo veramente tanto. Il calendario del coro Monumentos Antigos 2023 e anche un vino. Grazie mille ancora. È il momento dei nostri padrini. Non hanno bisogno di tante presentazioni, tranne che fra 2 anni arriveranno al mezzo secolo di vita. Vi invito a salire sul palco. Il palco è rimasto lo stesso dal 1995, non è cambiato, sempre quello. Lascio la parola al veterano che sta arrivando. Si fa attendere il pilastro del coro di Usini. Per noi è zio Nanni Brundu, a te la parola. Grazie Filippo, buonasera a tutti. Mi sembra ieri che avevamo, sono passati 35 anni quando eravamo lo stesso qui. 95. Nel 95? Gennaio 95. Quindi come elettroarcheologo ne sono passati di acqua sotto i punti, insomma. Comunque grazie di essere qui, grazie dell'invito che ci ha fatto Professor Ussi. Noi ci presentiamo come coro di Ussi, anche noi abbiamo qualche anno, facciamo 50 anni fra 2 anni. Vi presentiamo 4 canzoni, 2 periodi di Natale, diciamo natalizie, e 2 chiamiamole profane. La prima è Notte Allegria, che è un rifacimento un po' di Astro del Cielo. Io mi sono permesso molto umilmente di farci le parole in sardo, ve la proponiamo Notte Allegria. La seconda è Sos Pastores. Sos Pastores, per non dimenticarci
che siamo nati con la scuola di Nuoro, quindi oltre alle canzoni del coro di Usili, del repertorio nostro, non ci dimentichiamo mai che siamo nati grazie alle canzoni del coro di Nuoro, del coro Barbaccia, così nel 74 erano loro i più importanti e noi timidamente abbiamo cominciato a fare qualche canto loro. Una di queste è Sos Pastore, che vi proponiamo. Poi la terza è Rosa, una canzone nostra che parla della gioventù che se ne fa, che quando l'ho fatta la canzone, figurate, avevo 30 anni, come ne ho 72, so, e ancora Deo so in mezzenne, non ti si che spai due, e così la vita va avanti. Però se siamo qui a ascoltare canzoni, ascoltare queste belle cose del calendario del coro di Ussi, vuol dire che ancora siamo qui, grazie a Dio, ci possiamo permettere di ascoltare ancora qualche canzone. Poi l'ultima che vi proponiamo a due voci, il vecchio e il nuovo, diciamo, il nostro cavallo di battaglia è Vendetta, che la cantano in due, Sandro Pais, che è l'attuale solista, e però il nostro Antonio Curoni, che è il cantante. Speriamo di fare anche questa volta bella figura, grazie della vostra pazienza e buon divertimento. No.
niente, siete come il vino, più invecchia e più è buono. Complimenti al coro di Usi. Prima di andare via abbiamo anche per voi un ricordo. Siamo annoiati assieme a Coro di Usi, chi non lo sapesse, eravamo assieme per le puntate. Oggi ci troviamo in questa bellissima cornice, grazie a Coro di Usi e grazie a chi è presente con noi. Buona serata. Grazie a voi. Adesso passiamo dal canto alla danza, però prima che si esibisca il gruppo folk Città di Ussi, vorrei che salisse Mario De Montis. Mario è il presidente dell'associazione La Simbolo, che è nata nel 2019 per difendere e promuovere la lingua e la storia sacra. Oggi leggerà 2 brani che sono presenti all'interno del nostro calendario per chi volesse al termine della serata all'uscita lo consegneremo con una piccola offerta. Leggerà 2 brani, il primo di Luisa Masala, tratto dal libro Polunare in poesia del 2014, i quali siamo stati promottori. Il secondo invece è Pane e Trigo, scritto da Monsignor Antonino Sara, per noi Don Sara, come tutti conosciamo. Anche questo è inserito all'interno del calendario. Buonasera a tutti, ben agattato. Intanto ringraziamo su Coro Pochesno che ci ha convitato come associazione culturale alla Simbolo. Noi siamo un'associazione che ha sede in Ussi, però operiamo praticamente in tutta la Sardegna e abbiamo proprio come statuto che io che sono in basata, sa cultura, arte, ambiente, tutto quanto su cui per tocca sa lingua nostra, sa terra nostra e soprattutto sa solidarietà che è una cosa che liga su un popolo e lo fa diventare una cosa sola. E io ringrazio solo Pochesno che mi ha dato questa possibilità di leggere questa poesia di Luisa Masala, che sul 2003 io non la conosco di persona, purtroppo questa poetessa di Ussi ha pubblicato questo libro sul 2003 e leggendo questa poesia t'avvisa subito che fu una persona, e infatti sul titolo è proprio appropriato, Bolsonaro in poesia, fai idea di poesia questa femmina, fai idea di poesia delle mia, grazie a Dio, non è potete neanche a noi sapere. Questa poesia che leggo si intitola Ninnare sa vita e l'ha dedicata a suo nipote suo che si chiama Toni. Comincia poi. Sos capanellos sun cariños de rosas, sos hoyos, ispillos de agua cristalina, que a lugares de istentos paren mille preguntas que quieren esvelare mille secondatese y s'aventuma, esos pensamientos nostros. Si para poesia in suo mundo, est in so giocos tuos, cando sa mano si stringere mille rayos de sole, y sas vidas transparencias de esos velos, e di averle refrimare un umamento e via, de esa dulcura che nalacanas desertò. Si bada poesia in sos paedos, este in su cantare a su mundo, che se sparte de nois, suicida in su tempus, dai disizos supremos. Forse robusto mirare e amare a Tia, este ninnare un dono agradecido,
stenninare esa vita che suento chiedi da esomare. È una bellissima poesia me da paese sardo, sono proprio antico, so che Luisa da poco da pizzo e dopo che si calcola con la casonata velocemente a su tempo quanto pare del Trinto millisecundades che non ha certezza, sa secondare su sa certezza, sa pentuma su sa abisso, sa stira se invece sa cosa simile, candida in italiano, e sa subida su sa protesa, sa difesa, sa sicurezza. Una bella poesia. Comunque passiamo da un'altra poesia, questa lui chiama qui crea poesia Don Sara praticamente cada passare 26 anni, adesso 91 che ha acabato che si doveva essere battuti 6 non sa passato di fece parco dei papai e 20 proprio dei barroco, proprio lei sono molto lui così dei papai ma siamo sicuri. E questo è il canto dell'offertorio, la giornata il canto dell'offertorio che gli hanno fatto questo canto il suo momento più importante della messa, praticamente è l'Eucaristia. Anticamente si narra il canto dell'offertorio, poi anticamente abbiamo questa processione che andava sia dalle aree esordia ma uno anche io che dono sulla saltare, ancora che chi lo fa questa cosa. Che io chiamo pane, vino, osso, uva, tutto quanto su Iaiana e lui chiama poi in beneficenza. E Don Sara ha scritto questa poesia che sono 6 versi, sono difficili in batto quartina ed è il rima baciata, te rima una sì una no. E comincia poi: pane e trigo, t'offerimus, o babbo sovrano, per non tornare bias e a lunghe fizos tuos. Leanos a mano e giuvenos che Cristo sa salute. Abbe vino, asciamus aquelo, s'immensa bonitade tua accansente, e in giambi tua lo sostende, verus ambene de Cristo vieno in cielo. Benedicta Trinidade Santa, fontana de perdono e amore, sa vita nostra tutta incanta, in Cristo altare e luore. Pane e vino consacrato, t'adoramus Deo incarnato, alimento d'eterna vita, a noi sia Pasca comprita. Amen. E ci vediamo. Sia questa poesia sia da Luisa Massara cantata dai suoi poco snoa e musicata appunto dai Salvatore Rizzo, che è un mastro di musica del Tattari. In un gruppo che si spiegare la chiameraula, ad esempio, una cosa però già fatta impresse, in questa quarantina sa prima cade una parola che non mi dona da uno scrive che poesia che avete narragoi figlio tuo no quello sarà però non tornare bias e a lume bias non carnare il figlio non tornare a vita avete per non tornare bias e a lume figlio tuo è al maschile devi essere per non tornare bios si deve dire a tornare a vita a lunghe figlio tuo, a lunghe che è nato al paradiso, no? Andava a partire da sicuro, ecco giù, sicuro. E sicuramente bias ha un significato che me si sono dimenticato, sapia su tutto il tempo che noi ci abbiamo passato sia vita nostra e lo chiamiamo via, una via, due bias, 3 bias, o mi sono pensato di un chitto di altre bias, cioè sapia su tempo su che noi abbiamo passato, no? Però puoi spiegare, leviamo un po' che sia da per non tornare bios a lungo e tuo, quindi andavo a tornare a vita, poi adesso va adesso. Vabbè, questa è una cosa totalmente chiara, questo è una gara, come nuova
e un po' cubito sabato chiedi su cinema parrocchiale, su ex cinema parrocchiale dei sostitutori, di cui parla una serata di musica, di ballo e di solidarietà, dopo una di Sara. Chi si invita a piantare alberi su tutto il fiero, come ti chiedi, sono 21, sono diciamo pubblicato 23 pizza del Bucos e 1 milione di alberi di Uria. E noi siamo previsti, siamo passati a piantare Chetto, grazie a San Giorgio di essere un po' rosato, e da che ho giocato questo proprietario, da cui lui mi ha dato un bananato 2 persone, sai, questo che è aiutato a cantare. Però quello la sai già morta, quindi la saltata, San Altro proprietario ha piantato Chetto, e non lo conosco tutti e due, però uno di questi due si chiama Danilo Pinturis, che è il suo altro adesso. Pingioli, adesso ho proprio fatto il nome. Danilo Pingioli, che è stato un benefattore che ha consegnato che tu a fare teoria a Caracalla. Grazie. Grazie Mario, anche a te il nostro calendario Monumento Santigos. Di spazio perché è il momento del gruppo folk Città di Ussi. Chi vuole dire 2 parole? Vieni Mauro. Grazie, buonasera a tutti dal gruppo folk Città di Ussi. Un po' di emozione c'è anche con le parole che ha detto Filippo in apertura. Dopo 2 anni ci ritroviamo finalmente con la F maiuscola sul palco per condividere dei bei momenti insieme, bei momenti con gli amici di una vita per me, da quando ho iniziato a frequentare il gruppo folk, amici che ci hanno preso per mano, ci hanno guidato, ci hanno portato avanti in tutti questi anni. Complimenti per l'iniziativa a tutto il coro, per la presentazione del calendario. Una bellissima iniziativa visti i nostri territori, visti le nostre meraviglie che abbiamo. Mai dimenticarci di loro, mai dimenticarci di cosa possono darci, di cosa ci hanno dato. La verità, complimenti, siete stati bravissimi per l'iniziativa. 35 anni del coro, 50 anni degli amici che approfitto a salutare del coro di Usni, con i quali abbiamo condiviso dei bei momenti assieme anche a loro, e il prossimo anno 40 anni del gruppo folk Città di Usni, quindi un po' di emozione sicuramente avremo modo col coro di condividere il prossimo anno diverse manifestazioni, diverse serate, e perché no, magari anche collaborare per realizzare qualcosa assieme. Stasera siamo qua per proporvi 2 balli, uno è sul ballo d'Undu a Salo Doloresa. Uno? Ah, va bene, quindi rettifico, siamo qui per proporvi un ballo sul ballo d'Undu a Salo Doloresa, accompagnati all'organizzo diatonico dal nostro, non so come chiamarlo, amico, maestro, padre di Uschi, che anche lui è sempre formatore alla nostra casa. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata e a trovare un mezzo.
anche a loro un piccolo pensiero. Questa cosa si muove un po'. E visto che ci sono anche le ragazze, consegniamo anche la rosa. Chiara? Ancora grazie al gruppo Folk Citalius. La serata sta finendo, direi che è una canzone, non è vero. Il coro Bovet Noas. Tanto ci sono ancora altri ringraziamenti da fare. Tanto sale il coro, prego. Richiamiamo sul palco il sindaco e l'assessore alla cultura. Non dovete cantare. È meglio per voi che io non canti, Grazie. È il momento di far salire sul palco colui che ci è stato appresso per un anno e più, ci ha portato a immortalare i posti, si è divertito, ci siamo divertiti e ha fatto un bellissimo lavoro e dobbiamo un omaggio anche a te, Dario. Salutiamo con una poesia di Massimino Usai. È stata fatta per il nipote che nasceva e penso che sia il migliore augurio che si possa dare, che si possa dedicare. Con questo c'è Giovanni Usai, ciao Giovanni. Dopo ti abbiamo pensato anche a te. Era dedicata a te? A Maria Elena, ecco. È il più bello augurio che si possa fare e noi vi anticipiamo anche con gli auguri di un buon Natale e di un felice 2023. A Kentanos.
di 20 anni, Danilo Pungiori, e anche per te c'è un piccolo pensiero. In particolare fa questo gruppo, ormai una seconda famiglia, non so il perché continuano a sopportarmi, io porto idee, loro le accettano, a me fa solamente che orgoglio e piacere, e senza di loro non esisterebbe il coro, e senza di loro non si sarebbe potuto realizzare questo calendario, e li volevo ringraziare personalmente regalandogli a ognuno di loro il calendario. Giovanni, vieni, c'è anche il pensiero per te. Perché grazie a Massimino Usai abbiamo un brano in più nel repertorio e abbiamo voluto scriverlo nel calendario. Grazie anche ormai è ovunque Antonello, riprende, testimonia tutto, e se qualcuno non è potuto andare lo trova su YouTube, basta cliccare sul sito Antonello Corretto. Antonello, c'è un pensiero anche per te. Un grazie anche a chi ci ha permesso di amplificare questa sera, Giacomo e Fabrizio, non siete e grazie a tutti voi, perché ovunque siamo e ovunque andiamo ci sostenete sempre. Buona serata a tutti. Terra che fanno ora sul povero, senza alimento, senza ricovero, siamo Signore.